L'assistenza infermieristica non va in vacanza perché i bisogni dei cittadini non si arrestano. Noi viviamo in un territorio particolare che è caratterizzato da un lato dai bisogni dei residenti, dei cittadini, e abbiamo visto che lo sviluppo demografico determinerà il fatto che avremo sempre più pazienti cronici, cittadini che hanno bisogno di accedere ai saluti per il loro percorso di cura. Dall'altra parte viviamo in un territorio che ha una caratteristica particolare, un gran flusso di turisti, e anche questi hanno nel loro percorso di vacanza comunque delle necessità di tipo assistenziale. Alcune volte per garantirgli il loro percorso nella cronicità, alcune volte, ahimè, per incidenti che possono succedere durante anche il periodo di vacanza. Quindi l'assistenza infermieristica non va in vacanza perché in qualche modo noi dobbiamo garantire un potenziamento di alcuni servizi, servizi per il turismo, ma anche servizi per i cittadini, modificando e inserendoci in quello che è lo sviluppo dell'assistenza territoriale in maniera progressiva e sempre più importante in termini di risorse da investire, da percorsi da definire e sostegno da dare ai nostri pazienti, ai nostri cittadini. Assolutamente sì, è anche prevenzione perché soprattutto nell'ambito della presa in carico di pazienti e dei cittadini nel loro luogo di cura mira a potenziare quelli che sono gli stili di vita sani, mantenere una compliance rispetto a terapie impostate, garantire a loro il miglior supporto per delle scelte consapevoli che guardano al benessere.